Negli ultimi 6 mesi c'è stato un aumento del prezzo del carburante alla pompa, sicuramente questo va a incidere, va a riflettersi anche sull'economia generale, quindi di tutto il comparto, quindi anche problemi anche per quanto riguarda l'inflazione, sicuramente i beni di primo consumo andranno in aumento, questo creerà sicuramente dei disagi, insomma, anche a noi, perché sicuramente, come abbiamo detto più volte, non siamo noi che incidiamo sul prezzo, ma vengono gestiti direttamente dalla compagnia. Diciamo che nel periodo pasquale abbiamo notato una diminuzione del prezzo del gasolio e un aumento del prezzo della benzina. Questo dipende anche un po' dai mercati e quindi sicuramente questo va a incidere sul prezzo finale. La preoccupazione più grande è quella della speculazione, è una cosa che abbiamo detto più volte, sicuramente non è dovuta ai gestori di carburante, sicuramente l'accisa va a incidere in modo abbastanza evidente sul prezzo finale delle benzine, quindi quello che si chiede e quello che stiamo facendo con il governo e anche con l'Unione Petrolifera sui vari incontri che abbiamo fatto negli ultimi mesi è cercare di trovare una quadra per una ristrutturazione, una riforma del settore che possa sicuramente diminuire il numero degli impianti, aumentare magari l'erogato del singolo impianto, una diminuzione di costi anche per le compagnie sul trasporto, che tutto questo possa servire a una diminuzione del prezzo. Poi se il governo vorrà intervenire sul discorso delle accise sicuramente è una cosa positiva per l'utente finale.